Cari telespettatori, rieccoci insieme ed essendo venerdì noi siamo supportati come sempre dai nostri esperti dell'Ospì CGIL del Veneto. Ricordiamo, è periodo particolare per cui fare attenzione come sempre alle proprie pensioni. Se viene il dubbio, siccome si stanno scoprendo sempre più casi, andare presso le sedi dell'Ospì CGIL e farsi dare una controllatina. Male non fa, un'assistenza è molto importante. Le sedi, lo ripetiamo, sono presenti su tutto il territorio nazionale, regionale, provinciale, ci sono tanti uffici che sono disponibili e possono dare una mano. E lo stesso vale per qualsiasi tipo di aiuto e consulenza. Arriviamo ai nostri ospiti e al tema odierno, che è molto interessante, che va al di là di quella che è l'attività in senso stretto che uno può immaginare che svolge l'Ospì CGIL, ma più volte ne abbiamo parlato. Qui con noi, ben ritornato Daniele Tronco, segretario regionale dell'Ospì CGIL del Veneto, e anche Danilo Toccane, grazie a entrambi. Tema delicato che ricorre in questo periodo è quello della legalità. Voi ci tenete in modo particolare, ma unitamente alla legalità sono anche tante altre iniziative che vengono fatte, quindi che portano un'estensione di un messaggio costruttivo che non resti fine a se stesso, ma poi venga anche portato alle giovani generazioni, che veda un coinvolgimento generale delle istituzioni e non. Allora vediamo di spiegarlo. Chi di voi vuole incominciare a darmi un po', a dare l'input per capire quali sono le vostre iniziative? L'operativo sul campo. Sì, effettivamente nell'ambito dell'Ospì del Veneto io ho questo incarico di seguire le partite che riguardano la legalità, sia in termini di contrasto ma anche di educazione alla legalità. E noi siamo una organizzazione sindacale che si ascrive fra l'associazione antimafia sociale, perché noi siamo convinti che ognuno debba fino in fondo e al meglio fare il proprio mestiere. Indubbiamente c'è la magistratura, ci sono i poliziotti, ci sono i carabinieri, ci sono, come dire, complessivamente le forze dell'ordine. Noi non svolgiamo un'azione di contrasto di quel tipo. Siamo appunto un'associazione di contrasto e di educazione sociale. Di conseguenza abbiamo una lunga storia al riguardo. È noto a tutti che i martiri e gli uccisi dalla mafia sono oltre 1000, li abbiamo celebrati anche qui nel nostro Veneto, a Verona e a Vicenza, il 21 marzo scorso. Molti di questi vittime della mafia sono sindacalisti perché il sindacalismo, in modo particolare la nostra CGIL, ha sempre svolto un'azione, è vero, di contrasto rispetto a questo tipo di malavita. Ciò non toglie che oggi noi siamo impegnati anche con attività vere e proprie. Ricordo, e l'abbiamo ricordato ieri in modo particolare nell'iniziativa che abbiamo fatto nel Veneziano a Campolongo, che noi chiudiamo, anche noi anziani, l'anno scolastico, è vero, fra qualche giorno, e con grande soddisfazione, è vero Daniele, abbiamo registrato che in oltre 35 istituti del nostro Veneto, coinvolgendo quasi 4.000 studenti, noi siamo andati a parlare di legalità. Abbiamo avuto con noi magistrati, giornalisti, scrittori, forze dell'ordine, dove siamo andati a parlare con i nostri giovani e con i nostri ragazzi di questi temi. Ecco, vediamo un po' di entrare perché alcuni un po' curiosi, quando ne abbiamo parlato anche in passato, ci hanno proprio chiesto che tipo di perplessità, di conoscenza o non conoscenza hanno i giovani, quindi come reagiscono, che tipo di input avete ricevuto, di risposta a quello che voi avete raccontato. E dopo vedremo anche altre cose perché ci sono arrivate 2 o 3 mail anche simpatiche, diciamo così. Ma avendo proprio vissuto in prima persona, dentro e fuori agli istituti, questa esperienza, il primo dato che ho ricavato è una grande attenzione. Grande attenzione. Quindi sono curiosi. C'è una grande attenzione, una grande curiosità. Non è facile delle volte gestire delle assemblee di 200-300 ragazzi,
che però nel corso delle 2 ore che sono stati intrattenuti hanno dimostrato molto ma molto interesse. Molti ragazzi hanno fatto domande. Si denota anche che il fenomeno mafioso non è complessivamente ben inteso, e da qui anche la curiosità che loro hanno. È chiaro... Questo è importante, perché allora questo c'entra con l'altra mail che ci è arrivata. Non è compreso bene, vero? Non è compreso bene, però ho sentito che sono a conoscenza, e negli istituti dove il corpo insegnante intrattiene colloqui, lezioni con gli studenti prima del nostro arrivo, prima della lezione fatidica con noi programmata, insomma, noi sentiamo che c'è, come dire, interesse, crescita. Questo istituto Mattei, per esempio, del Vicentino, dove decidono di fare il giardino della legalità. Abbiamo impiantato un ulivo, il primo ulivo, e così sarà anche negli anni successivi, proprio per dare continuità. Noi vediamo che questo nostro progetto dai campi alla scuola è un progetto che ha avuto grande successo, grande risultato. Io ne sono molto soddisfatto proprio perché vedo che i ragazzi dimostrano interesse, curiosità, ma le dirò che decine di ragazzi si sono iscritti disponibili per frequentare i campi quest'anno. Nell'elenco dei campi che lei ha lì e che poi dopo ne parleremo, sì, casomai, è vero, lì ci sono molti ragazzi del nostro Veneto, a differenza degli anni passati. Sono oltre 40 i ragazzi che hanno detto: beh, anch'io vorrei andare in Campania, vorrei andare in Sicilia, vorrei andare a Erbè, vorrei andare a Campolongo. Cioè è un progress, diciamo così, un crescendo di interesse che rientra, secondo noi, nella sfera degli impegni per quanto riguarda l'educazione alla legalità, per cui c'è un'azione di contrasto, è vero, e c'è un'azione di educazione alla legalità che noi, come forza sociale, come forza sindacale, siamo impegnati di portare avanti anche con un discreto successo. Ecco, appunto, un'altra mail che era arrivata era di un genitore, penso, no? Sì. Che era molto perplesso che i giovani ascoltassero certe cose, che prestassero disponibilità, che si facessero coinvolgere, perché quando certe cose vengono raccontate dagli adulti poi vengono prese molto così all'acqua di rose, e poi portarli a fare questa esperienza, se può essere pericoloso oppure no, e a quale età può essere consigliato. Quindi questi sono consigli pratici, cogliamo l'opportunità. Allora, diciamo che il filone delle persone che partecipano a questi campi si distinguono in 2 filoni. Da una parte ci sono le persone anziane che svolgono, svolgono una duplice funzione di sostegno, di esperienza, di azione, anche di gestione concreta del sito, ma anche una funzione educativa, di trasmissione di valori, perché dentro questi campi normalmente ci sono varie iniziative dove parla il giornalista, il magistrato, parlano anche gli anziani dell'esperienza che si ha, magari che si è avuto nel tempo, nel proprio posto di lavoro. Per quanto riguarda i giovani che si iscrivono, diciamo che l'area è molto vasta. Allora, adesso Danilo ricordava la partecipazione degli studenti che incrociamo normalmente negli istituti, quando gli istituti, attraverso un piano di studio, perché non è una cosa estemporanea, ci deve essere un piano di studio approvato dagli organi scolastici, e inseriscono... Quindi la scuola deve essere certamente, infatti uno dei lavori che stiamo facendo assieme anche al sindacato degli insegnanti è quello di stimolare e di introdurre questo elemento, che deve essere fatto prima dell'inizio dell'anno scolastico, quindi inserire nei piani di studi il tema della legalità, che ha molti aspetti, molte sfaccettature, insomma, che
che ha vari aspetti che riguardano per esempio anche i reati in internet, il bullismo, ci sono varie questioni, e questo è un filone, diciamo un filone scolastico che trae origine appunto dall'impegno di questi insegnanti che fanno un percorso che dura un anno scolastico. Quindi gli insegnanti vengono, ecco, ricordiamolo, gli insegnanti vengono preparati, sì, a loro volta formati per sensibilizzare i ragazzi. Hanno nel loro bagaglio, diciamo, devono avere una dotazione di competenze per poi ovviamente ci sono queste iniziative che variano a seconda appunto delle varie realtà, con l'invito appunto di personalità, di magistrati. Noi in Veneto abbiamo avuto la presenza anche di Gratteri, di moltissimi magistrati e di personale della polizia che sono intervenuti. Però l'altro filone di partecipazione è l'area, diciamo, del mondo associazionistico, in modo particolare l'area degli scout, dell'azione cattolica, e quello è un filone di partecipazione che trae origine dall'attività che in varie strutture, anche laiche, anche sì, legate per esempio all'Arci, alle strutture, diciamo, dell'associazionismo sia laico che cattolico, fanno nel corso del tempo, magari legati a episodi che sono successi ecco, perché per esempio uno degli elementi, no, che spesso ci siamo anche interrogati, no? È che molti pensano che il tema della illegalità sia un tema legato all'omicidio, al furto, sì, che sono ovviamente temi legati, ma sono più legati alla sicurezza che al tema della legalità. Il tema della legalità è un tema che è molto ampio, che trae origine anche proprio da un atteggiamento culturale, sociale, quindi siccome che da queste parti non siamo ancora, o meglio, non c'è una diffusa presenza di azioni criminogene da piazza, no? Cioè, quindi la mafia, la criminalità organizzata qui non ha quell'atteggiamento, diciamo, che si manifesta. Esiste, ma si manifesta diversamente. Ecco, quindi diciamo, è frutto più di un ragionamento, no? Dell'inserimento per esempio nell'economia, nelle aziende, quando assistiamo per esempio che ci sono processi di acquisizione di aziende decotte che vengono poi inserite in un meccanismo poco trasparente. Questo è un aspetto che per esempio coinvolge direttamente il sindacato e il mondo del lavoro, perché noi ci troviamo a gestire situazioni occupazionali dal punto di vista delle categorie interessate che poi entrano in un meccanismo di economia di questa natura. Quindi come vediamo ci sono vari aspetti che impegnano un sindacato come il nostro e il sindacato dei pensionati in modo particolare. Faccio un esempio così per rendere un po' edotti, cioè noi quando facciamo la contrattazione sociale con un sindaco, dentro le nostre piattaforme normalmente mettiamo anche il tema della legalità, perché? Per tanti aspetti, perché noi abbiamo comuni in Veneto, abbiamo avuto anche un caso di comuni al nord che sono stati sciolti per attività mafiose, non in Veneto, in Emilia, ma insomma noi abbiamo anche questa situazione. Nella contrattazione sociale, per esempio, i beni confiscati alla criminalità possono essere riutilizzati in base a una legge, la legge fatta diversi anni fa da Pio La Torre, e che appunto possono essere assegnati ad associazioni, a enti per un uso sociale. Questa parte fa parte di una nostra specifica attività di contrattazione sociale che svolgiamo con gli enti, diciamo, in questo caso con i sindaci, con le amministrazioni comunali, che in molti casi sono tenutari, sono assegnatari di questi beni
che vengono sequestrati attraverso un processo previsto dalla legge. C'è la pubblicità, torniamo insieme, perché appunto il discorso qui è legato un discorso alla criminalità organizzata, dei sistemi mafiosi, come dicevo, codificati, riconoscibili, che spaventano molto di più, che sono più presenti in certe realtà. Altro è parlare di illegalità in generale, di senso invece di legalità da noi, però se si costruisce fin dai giovani l'atteggiamento positivo può scardinare anche questo incunearsi più diciamo subdolo delle mafie, no? Per cui è anche culturale, esatto. È molto più difficile perché è più facile riconoscere un evento criminoso che si manifesta in tutta la sua efferatezza, però e spaventa di più, che non qualcosa di subdolo che può avvenire anche in piccoli gesti quotidiani. E questo è sostanzialmente, credo di aver riassunto un po' quelli che sono il contenuto dei messaggi che ci sono arrivati, quindi la difficoltà di far veicolare un messaggio anche ai più giovani quando sono abituati a messaggi molto forti, molto potenti e sconvolgenti. Quindi vediamo di entrare ancora più nel merito delle varie iniziative subito dopo la pubblicità.